Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Caccia a Messina all'autore della violenza sessuale su una quindicenne nella centrale piazza Cairoli, al vaglio le immagini di videosorveglianza. Sequestrato il gommone su cui scivolando ha perso la vita Simone, stritolato dalle eliche del motore. Secondo le indagini chi era alla guida non era in possesso di patente nautica. L'incendio in un'azienda della zona industriale di Catania attesa per i monitoraggi dell'ARPA sul rischio diossina. A Palermo, nella spiaggia di Mondello, saranno rimossi i tornelli installati per regolare l'accesso dei bagnanti sul litorale in concessione. Nuove polemiche e scontro politico. Contro il caro spiaggia si riducono le ferie. Per risparmiare le vacanze si concentrano in pochi giorni, spesso in un solo fine settimana. Una nuova piazza al posto dell'ex ospedale Santa Marta a Catania ritrova uno spazio restaurato e abbellito con fontane, alberi e panchine. Calcio, Telecoro si aggiudica di nuovo le dirette del Catania. La nostra emittente si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva, gratis e in chiaro sul territorio regionale 6 partite in trasferta, oltre alle differite di tutte le gare dei rossazzurri. Bentrovati. A Messina gli inquirenti sono a caccia dell'autore dello stupro su una quindicenne avvenuto nella centralissima piazza Cairoli nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sentiamo Francesco Triolo. Gli investigatori della squadra mobile di Messina stanno acquisendo e passando al setaccio tutte le videocamere di sorveglianza della zona di piazza Cairoli per cercare di ricostruire l'aggressione denunciata da una quindicenne nella notte tra sabato e domenica. Dalla visione di quei filmati gli agenti contano di capire cosa sia avvenuto. La ragazza, condotta in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico, aveva confidato ad un medico di aver subito una violenza da uno sconosciuto, lo ha fatto in lacrime e il medico ha prima avvisato i familiari e poi allertato il punto fisso di polizia del pronto soccorso, avviando la procedura del codice rosso prevista in questi casi. Cosa sia accaduto poi sarà compito di polizia e magistrati appurarlo. È stato allertato sia il procuratore dei minori, il magistrato Andrea Pagano, che la procura ordinaria, considerato che l'aggressore potrebbe essere maggiorenne. La giovane aveva trascorso la serata con delle amiche che sono state già sentite e poi il gruppo si sarebbe trasferito a piazza Cairoli, dove sarebbe accaduto tutto. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Messina Federico Basile, che dopo aver espresso la vicinanza alla vittima e alla famiglia ha assicurato che l'amministrazione seguirà la vicenda con la massima attenzione. Messina, ha detto, deve essere e restare una comunità sicura. Anche questo weekend è stato segnato da incidenti mortali. Una bimba di 2 anni e un quindicenne sono le ultime 2 vittime della strada. Orazio Longo. Uno scontro violentissimo, frontale, tragico. Una bambina di 2 anni ha perso la vita e i suoi genitori sono gravissimi in ospedale. Teatro dell'incidente, la strada statale 514 Ragusa-Catania. La famiglia originaria di Comiso viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata contro un minivan con a bordo altre 3 persone rimaste ferite. L'impatto è avvenuto in territorio di Licodia Ubea intorno al chilometro 27, completamente distrutta la lanciamusa sulla quale viaggiavano. La bambina è morta a causa dei politraumi riportati. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caltagirone per estrarre i corpi. I genitori della bambina sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Caltagirone e di Catania. Indaga la Polstrada di Ragusa. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, un bilancio pesantissimo che si aggrava con l'incidente avvenuto a Favara nell'Agrigentino, dove un ragazzo di 15 anni, Samuele Messina, è morto a seguito di una caduta in scooter mentre percorreva la via Cicero e De Francisca, l'arteria che collega lo stadio comunale con il liceo statale Martin Luther King. Il ragazzo è deceduto in ospedale dove è arrivato in condizioni critiche, trasportato da un'ambulanza. Tutto ancora da accertare le cause dell'incidente. Sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto e sbattendo violentemente la testa, da capire perché avrebbe perso il controllo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Fatale è risultata l'emorragia cerebrale post-trauma cranico. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso la vicinanza della comunità alla famiglia. A Monreale sono stati celebrati i funerali di Simone Latorre, morto in seguito ad una caduta dal gommone. Il natante è stato sequestrato e adesso si apprende che chi era alla guida probabilmente non era in possesso della patente nautica. Tonino De Mana.
Tantissimi parenti ed amici hanno reso l'ultimo saluto a Simone Latorre, il 23enne morto a largo di Mondello durante una gita in barca. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Santa Teresa a Monreale. Alla funzione ha partecipato anche il sindaco Alberto Arcidiacono. Sul fronte delle indagini è stato sequestrato il gommone noleggiato dagli amici della vittima. Il giovane è morto dopo essere caduto in acqua finendo tra le eliche del motore. La Capitaneria di Porto avrebbe accertato che il natante è stato noleggiato da uno dei giovani in possesso della patente nautica. Secondo le testimonianze dei ragazzi a bordo dell'imbarcazione sarebbe emerso che alla guida del gommone, però con un motore che superava i 40 cavalli, al momento della tragedia non ci fosse chi possedeva la patente nautica. Ci sarebbe stato quindi un brusco movimento e Simone sarebbe caduto dal gommone finendo in acqua. In base alle norme sulla navigazione potrebbero essere chiamati a rispondere della morte del giovane sia chi ha affittato il gommone, in quel momento responsabile di tutto quello che avviene sulla barca, e chi era alla guida, a quanto pare senza patente. Valutazioni che spetteranno alla procura che sta coordinando le indagini. Dopo l'incendio alla zona industriale di Catania adesso c'è attesa per i monitoraggi dell'ARPA sul rischio diossina. I sindacati chiedono più sicurezza. Orazio Longo. Dopo le fiamme adesso si fa la conta dei danni e si aspetta il risultato dei monitoraggi dell'ARPA. È probabile che la diossina si sia sprigionata nell'aria, ma bisognerà valutare le ricadute al suolo, spiegano gli esperti. Il vento, i fenomeni meteorologici e atmosferici influiscono sulla reale pericolosità della nube tossica, quella che si è formata, come si vede dalle immagini, sabato scorso nella zona industriale di Catania a causa dell'incendio di un'azienda della Quinta Strada. Il grado di allerta rimane di macroemergenza. L'ARPA ha installato un campionatore ad alto volume per il monitoraggio della qualità dell'aria. Le procedure standard in occasione di incendi prevedono la ricerca di diossine, IPA e PCB, le sostanze che generalmente possono formarsi a seguito di eventi di questa natura. Sono stati prelevati anche 2 campioni di aria mediante canister per la ricerca di composti organici volatili. Ma non mancano le polemiche. Episodi come questo devono ricordarci che la prevenzione è la prima e più importante misura da adottare per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della comunità. Il rischio di atti dolosi purtroppo è sempre dietro l'angolo, dice il sindacato UGL di Catania, che chiede all'ARPA e al sindaco di Catania di attivare tutte le misure di monitoraggio e controllo necessarie per garantire la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano nella zona industriale. A Mondello saranno rimossi i tornelli installati per regolare l'accesso dei bagnanti nelle spiagge come richiesto da un comitato. La vicenda però è diventata un caso politico. Desiree Ferlito. Staccionate e tornelli non possono stare nelle spiagge, che non possono starci staccionate e che quindi storicamente portiamo a casa un risultato fondamentale. È confermato, i tornelli installati a Mondello per regolare l'accesso dei bagnanti nelle spiagge sulle aree in concessione andranno rimossi. Era diventato un caso politico il loro utilizzo, che cozzava con la fruizione libera del mare, diventato sempre più raro. Tutto è partito nei primi giorni di agosto con una lettera inviata al demanio dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera per denunciare la spiaggia negata a Palermo. Qualche giorno dopo è scattato un blitz della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno filmato e fotografato tutti i varchi di accesso al mare, liberi e non, in attesa di ricevere dalla Regione copia di tutte le concessioni balneari di Mondello per analizzarle una per una, fino all'ordine del giorno approvato dal governo, che ne conferma l'abusività. Cosa succederà adesso? Chiediamo all'assessorato regionale ambiente e territorio che possa intervenire immediatamente per far sì che coloro i quali utilizzano la spiaggia come se fosse cosa privata si possano ricordare che la spiaggia è di tutti. E se la questione dei tornelli ha infiammato le spiagge palermitane, il caro spiagge anche da queste parti è una realtà. A confermarlo i lidi semideserti a pochi giorni dal Ferragosto. Dai 6 euro a persona soltanto per un fazzoletto di sabbia senza alcun servizio, fino alle postazioni con ombrellone e lettini a peso d'oro. E in una nota si fa sentire la ditta concessionaria del tratto di spiaggia dove sono stati installati i tornelli e dice: i tornelli a Mondello ci sono da 10 anni, non impediscono l'accesso alla battigia, sono stati posizionati per migliorare l'organizzazione interna dei dipendenti e anche per una maggiore tutela dei bagnanti. È stata sollevata una polemica che ci amareggia, siamo un'azienda storica con più di 120 anni di vita, gestiamo una spiaggia meravigliosa ma difficile soprattutto nei mesi di luglio e agosto, lo dice all'ANSA l'amministratore delegato della società italo-belga, concessionaria di un lungo tratto del litorale di Mondello.
Caro turismo, i rincari modificano le abitudini degli italiani che adesso si accontentano di spezzoni di vacanza. Sentiamo Tonino De Mano. Ci sono quelli che si fanno il prestito per andare in vacanza. Io non l'ho mai fatto. Se c'è i soldi faccio le cose, se non c'è i soldi non faccio niente. Caro vita, caro turismo, caro spiaggia. Gli aumenti a raffica tolgono il sonno agli italiani e modificano persino le loro abitudini. E se un tempo ad agosto le città chiudevano per ferie, oggi chi va in vacanza non può permettersi 3-4 settimane, ma solo pochi giorni, spesso concentrati nei fine settimana. Un weekend, 3-4 giorni massimo. E adesso 3 giorni, non di più. Io è 2 mesi che sono in vacanza, perché sono insegnante e quindi di fatto passo le vacanze qui interamente perché per me è il posto più bello del mondo. Ma ti appoggi da qualcuno? Sì, ho la casa da Cireale. Se uno ha la casa di proprietà, ovviamente ammortizza tantissimi costi. Adesso se ci va limitatamente, ma noi abbiamo in Sicilia tutto, bene o male la gente se ne va a spiagge libere, cose perché si risparmia, perché non si ci arriva più mensilmente e tutto. Chi sceglie il mare deve fronteggiare i rincari applicati dai gestori dei lidi balneari, anche se la Sicilia resta un'isola felice. Sulla zona di Lettoianni vado spesso a fare il bagno e sono ancora umani. Paragonati poi ai prezzi del nord Italia che vedo in Liguria, in altre regioni dove a volte vado a fare il bagno prima di venire a Catania, ancora si ragiona. A Catania, a chilometro zero, c'è però una soluzione. C'è sempre la spiaggia libera, che consiglio? Io preferisco la spiaggia libera, così risparmio. E chi c'ha soldi va in vacanza, chi ha soldi non ce ne sta a casa. Adesso una breve pausa, poi vi faremo vedere una piazza che è stata restaurata a Catania. A tra poco. Inaugurata e subito vandalizzata a Catania l'isola ecologica e intelligente di piazza Viceré. Qualcuno, probabilmente di notte, ha danneggiato uno dei contenitori utilizzati per conferire la plastica. L'assessore comunale all'ecologia Pesce ha annunciato che sarà rafforzata la sorveglianza per evitare che simili atti si possano ripetere. Restiamo a Catania e vediamo adesso nel servizio la piazza accogliente al posto del fatiscente edificio dell'ex Santa Marta. Sentiamo. Sguardi soddisfatti, quasi estasiati, occhi che brillano a testimonianza della bellezza che stanno osservando. Sono quelli del ministro alla protezione civile, all'epoca presidente della regione Nello Musumeci, che si è battuto per trasformare l'area dove sorgeva il vecchio plesso degli ospedali riuniti Santa Marta e Villahermosa nella piazza che vedete, con verde, arredo urbano e fontane che zampillano. È la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso da uomo di governo e da catanese. La sua espressione guardando la piazza dice tutto. Sì, ma immaginate il primo giorno quando si è cominciato con l'escavatore a demolire l'edificio. Ma l'appetito viene mangiando. Non dimentichiamolo, siamo a 100 metri dall'istituendo Museo dell'Etna, altra opera che ho voluto nel dismesso ospedale Vittorio Emanuele. Nonostante il caldo, il sindaco trentino non smette di passeggiare, ha quasi voglia di godersi la nuova piazza. È stato il primo di un cammino di rigenerazione urbana che ha consolidato il suo percorso con questa amministrazione, che stiamo portando avanti con tanta forza e che sta mostrando alla città il volto nuovo di una Catania che deve appassionare, perché se appassiona a quel punto siamo convinti che i cittadini saranno più spinti a fare la loro parte. Abbiamo visto un suo post, lo può sintetizzare? Assolutamente, ho ripreso una frase importante di Puccio Pagnano, il professore Pagnano, che diceva: Catania è una città senza pause, è un tessuto urbano compatto, ha bisogno di spazi, ha bisogno di creare degli spazi come questo per ridare quella qualità, quella socialità di cui la città ha un disperato bisogno e anche un'enorme energia. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio, dei diritti del Catania che sono stati acquisiti da Telecolor. A tra poco. Ed eccoci al calcio, le dirette in chiaro del Catania ancora su Telecolor. La nostra emittente si è aggiudicato i diritti per trasmettere in esclusiva, gratis e in chiaro, sul territorio regionale 6 partite in trasferta, oltre alle differite di tutte le gare dei rossazzurri. Marco Carli.
Un altro anno di emozioni a tinte rosse-azzurre su Telecolor, un legame fra il Catania e la nostra emittente che ha attraversato gli ultimi decenni e che puntualmente si rinnova. Per la seconda stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicati i diritti esclusivi del pacchetto dirette e differite sintesi del Catania. Un grande investimento editoriale che si rinnova insieme all'impegno aziendale della redazione e del comparto tecnico. Saranno 6 le partite in trasferta dei rossazzurri che trasmetteremo in diretta esclusiva gratis e in chiaro sul territorio regionale. Sulla nostra rete anche la differita integrale di tutte le gare del campionato del Catania. Per noi l'orgoglio di essere la TV di riferimento per i tifosi e gli appassionati della squadra rossazzurra. È un'avventura da seguire con puntualità ed entusiasmo, accompagnata come sempre dalle trasmissioni sportive, dall'informazione dei TG di Telecolor e Antenna Sicilia e dal nostro sito siciliaweb.it. Si comincia il 24 agosto con diretta stadio, 3 ore live per raccontarvi l'esordio del Catania con i collegamenti dal Massimino, l'interazione con lo studio, i messaggi da casa e in anteprima le interviste ai protagonisti da quest'anno visibili online. Il lunedì triplo appuntamento su Telecolor, dopo il TG del pranzo, anteprima Corner, in prima serata la storica trasmissione Corner, a seguire la differita della partita del Catania. Il venerdì, sempre dopo il TG di ora di pranzo, preview e poi si ricomincia ogni settimana, sempre Telecolor, la TV dello sport con cui vivere e condividere ancora una volta le emozioni del cuore a tinte rosso-azzurre. Sempre, specialmente in questo. E adesso una notizia che riguarda il Palermo. Alfredo Gomis, il portiere rossonero, si è nuovamente infortunato. Ha riportato una frattura del radio del braccio destro, dovrà restare lontano dai campi per almeno 3 mesi e intanto valutare se avrà bisogno di un'operazione chirurgica. Gomis ha riportato l'infortunio al 75esimo dell'amichevole contro il Manchester City. Gli Shark sono abusivi al Palazzetto dello Sport di Trapani a causa di una trasformazione societaria. Per questo il Comune ha intimato lo sfratto. Sentiremo l'ira del presidente Antonini. Laura Spanò. Da quando da Palazzo Dalì venne fuori che la convenzione per la gestione del Palailio, diventato poi Palascià, che era divenuta carta straccia, è esplosa la tempesta tra il patron Valerio Antonini e il sindaco Giacomo Tranchida. Oggi la conclusione è meno piacevole. Gli Shark sono abusivi dentro il palazzetto e questo a pochi giorni dall'inizio della preparazione per il prossimo campionato. Tutto sarebbe legato agli articoli scritti nella convenzione. Scorrendola si scopre che questa è stata scritta per una SSD senza scopo di lucro e non per una SRL che è società a scopo di lucro. Alla fine della riunione il Comune ha notificato così agli Shark il venir meno della convenzione. Restituiremo le chiavi del Palasciark e pretendiamo la restituzione immediata di tutti i soldi da me investiti, oltre chiaramente di quella che sarà una causa multimilionaria di risarcimento del danno, anche in considerazione del fatto che ci sono 3.500 persone che hanno sottoscritto un abbonamento. Parole senza senso e tensioni oltre ogni misura, risponde il sindaco Tranchida. Siamo pronti a percorrere l'unica via possibile, garantendo alla società degli Shark l'utilizzo dell'impianto. Nel 2023 il Comune, con un bando, comunica l'intenzione di dare in gestione il Palazzetto dello Sport. Partecipa solo l'imprenditore Antonini, che aveva già acquistato il titolo del Trapani Calcio. A firmare la convenzione il Comune di Trapani e gli Shark, che sono ancora una SSD. Nel giugno 2024 diventa una SRL. In mezzo a tanta gioia per i successi sportivi, però nessuno si accorge che, mutando l'assetto societario, decadono anche i riconoscimenti della convenzione proprio per una SSD, che è una no profit. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, una buona giornata.